116.000 pagine non contengono fogli bianchi, ma contengono sudore e lacrime. Il giudizio dell'avvocato che sta studiando l'immensa mole di documenti, intercettazioni, bilanci, dati sull'affare Veneto Banca. E quello che sta emergendo è l'indiscussa responsabilità dei revisori contabili. In Veneto Banca fino al 2002 era Ernst Young. Dal 2003 in avanti, e anche qui c'è tanto da dire, come mai di punto in bianco sia stata sostituita Ernst Young con Pricewaterhouse, e da quel momento in poi diciamo che la banca è entrata proprio nella fase di ipervalutazione delle azioni, come, per fare un esempio, l'imprenditore che è in difficoltà insegue il debito indebitandosi. Pricewaterhouse è una delle più importanti società di revisione al mondo, con fatturati che vanno intorno ai 30 miliardi l'anno, e riteniamo che da lì i risparmiatori riusciranno a ottenere un grande e forte risarcimento del danno.